Noi abbiamo interloquito con il ministro Gilberto Fattingi, il ministro dell'ambiente, il quale ha attivato questa procedura, ha già mandato alle regioni un piano che prevede l'abbattimento del 5% dei lupi a livello nazionale. Sono 3.300 quelli censiti, vuol dire 160 animali circa, in Veneto sarà una quindicina più o meno. Se la conferenza Stato-Regioni, che può farlo fra una settimana, fra due, fra un mese, quindi in tempi rapidi, si riunisce e approva questo piano, vuol dire che fin da subito, anche prima dell'estate, la Regione Veneto, visto che parliamo del Veneto, potrà cominciare ad abbattere i lupi ritenuti pericolosi o confidenti. Clamoroso quanto semplice. Il proverbiale uovo di Colombo sulla gestione del lupo arriva nel bel mezzo di un convegno sui predatori che si è tenuto a Gallio, nel cuore della zona più flagellata dagli attacchi dei selvatici a malghe e allevamenti. Ma se il lupo è specie protetta, come si può arrivare in tempi così rapidi a un piano di abbattimento di una quindicina di esemplari in Veneto? È vero che il lupo oggi è specie particolarmente protetta, lo dice l'articolo 12 della direttiva Habitat, che è una direttiva europea. Però l'articolo 16 consente la deroga, cioè l'articolo 16 dice che i singoli stati, in caso di danno a culture, allevamenti eccetera, possono andare in deroga. Quindi in realtà già da anni, tant'è che la Francia da anni lo fa, in Italia non si è mai fatto. Subito dopo l'estate l'Europa avrà la possibilità di declassare il lupo da specie particolarmente protetta a specie protetta, esattamente come altri animali selvatici. Quindi la Regione potrà subito dotarsi di un piano di contenimento basato appunto sugli abbattimenti. Una seconda novità che ha del clamoroso dopo anni di silenzi e attese. Nel frattempo, in altopiano sono molte le malghe i cui gestori non rinnoveranno l'affitto con i comuni proprio a causa dei lupi e il territorio si interroga su una situazione che resta irrisolta e priva di risposte. Almeno finora. Chiaro che da parte delle istituzioni deve esserci una risposta forte alle istanze che provengono dal territorio. Noi viviamo in un territorio antropizzato dove abbiamo molti capi di bestiame all'alpeggio, dove affittiamo le nostre malghe e traiamo fondi per il sostegno dei bilanci comunali e non possiamo pensare che questa nostra realtà venga sconvolta dalla presenza sempre più massiva di un predatore.